Bene, iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Questa sera due relatori di eccezione, il presidente Roberto Cicutto, l'avvocato Deborah Rossi. Roberto Cicutto ci parlerà della sua biennale, perché in effetti ogni presidente ha la sua biennale perché dà degli imprinting pensando a questo incontro mi sono chiesta, anche confrontandomi con altri più competenti di me, quale fosse stato l'imprinting che ha dato Roberto Cicutto in questi 4 anni. E abbiamo tutti concluso che queste biennali sono stati uno specchio di quello che lui è. Un uomo il Covid? No. Mamma mia, interrompe anche. Guarda che qui presidente sono io e quindi non sei tu. E dicevo, all'imprinting che è quello, cioè uno specchio di quello che lui è, un uomo di cultura e un manager. Quindi le biennali sono state biennali di qualità e di efficienza, di cultura e anche di numeri. In relazione alla qualità ci sarebbe molto da dire, ma quello che mi ha forse colpito di più è stato quello che il presidente Cicutto ha dato voce, come lui stesso anche ha detto, all'altra parte del mondo. E mi piace citare quello che hai detto in un'intervista. Se prendo la curatrice di architettura dall'Africa o il curatore di arte dal Sud America, che non c'era mai stato, lo faccio perché mi dico: possibile che non ci siamo mai chiesti come ci vedono dall'altra parte? Non mi interessa il politicamente corretto, perché l'intervistatrice diceva ma lo fa per un discorso di inclusione. Tu dicevi l'inclusione spetta alla politica e alla società. Dice non mi interessa il politicamente corretto, ma come vede l'arte qualcuno che la guarda con ottica rovesciata. E questo rovesciamento, secondo me, del punto di vista è stato uno dei punti forti, Presidente, delle tue biennali. E rovesciamento del punto di vista che hai fatto, non solo diciamo nell'universale, ma anche nel particolare, cioè in città. Con alcune passate gestioni, con alcuni passati presidenti, la biennale era altro da Venezia. Inarrivabile, superiore, ovviamente, mentre tu hai mantenuto il contatto con le istituzioni culturali e non solo perché credo tu sei un veneziano di ritorno, non è stata questa la cifra, non perché era la tua città, perché non hai fatto nulla, non hai agito in maniera campanilistica, ma proprio per quel discorso di dialogo di cui ho parlato prima, dialogo che hai attuato anche per quanto riguarda i giovani, oggi ce ne parlerai. Il Largo ai giovani è un refrain che utilizziamo tutti, che ci piace molto, ma che forse pochi riescono ad attuare. E invece tu l'hai attuato, non solo continuando nel college che esisteva già, ma implementandolo significativamente e di questo ci parlerai. Ma dicevo, Cicutto, uomo di cultura, ma anche grande manager, quindi numeri da record, hai messo il segno più nel bilancio anche nell'anno in cui normalmente non c'è con la Biennale Architettura, hai messo le ali al progetto del Centro Internazionale per la Ricerca sulle Arti Contemporanee e, ultima notizia, abbiamo saputo che agli Oscar ci sono 7 film che sono stati presentati alla Biennale con 24 nomination, tra cui i 2 Leoni d'oro e d'argento. Ma il capolavoro organizzativo, secondo me, è stato che tu ci hai regalato le biennali in tempo di Covid. Chi ha avuto ruoli organizzativi apicali sa quanto sia stato complicato. Io facevo il presidente del Tribunale a Verona, per me è stato il periodo peggiore della mia carriera, ma io dovevo organizzare solo 250 persone. Tu hai organizzato le biennali, con le leggi che cambiavano ogni giorno, le zone in quel multicolore, rosso, giallo, verde, non si capiva nulla, i DPCM che arrivavano a mezzanotte della domenica e il lunedì dovevi trovarti a organizzare. E questo
è stata una grande cosa, non solo perché hai permesso alla cultura di poter continuare, ma anche perché hai dato un segnale di vita. E come dicevi tu, facciamo, vedi ho studiato, facciamo come se si potesse fare, e sei riuscito a farlo. Finisco perché i protagonisti siete voi due di questa serata, ma quando ti è stato chiesto quali sono le doti che si devono avere per guidare la Biennale, tu hai detto che chi guida la Biennale non deve essere un tuttologo, un esperto di tutte le arti, ma uno che mette chi fa le arti nelle condizioni di esprimersi in libertà e autonomia. E tu, Presidente, ci sei riuscito alla grande. So che tu non vuoi, me l'hai già detto, non lo voglio, mi raccomando, ma a te, da parte nostra, della città e di tutti coloro che hanno a cuore la cultura, un sentito e, permettimi, affettuoso, grande ringraziamento. Io a voi. Hai finito? Non devo più. Va bene. Ho capito adesso la presenza di tanti amici, un parterre de roi, perché volevate vedere il cicutto che se ne va. Manco per niente. Tutta questa cosina che mi ero preparato la butto, perché ovviamente la Presidente Magaraggia ha tracciato un percorso da cui è difficile sottrarsi. Eravamo partiti con un'idea, che era quella di parlare di che cosa significa l'intervento sui fondi complementari del PNR nella città di Venezia e non solo, dati alla Biennale e messi a disposizione in gran parte della città. E se ne avessimo parlato avremmo dovuto essere a questo tavolo non solo la Biennale, ma soprattutto i 3 firmatari del protocollo che metteva tutti d'accordo su come si sarebbe potuto realizzare questo intervento, e quindi il Comune, la Marina e il Ministero della Cultura. Siccome non ci sono, abbiamo detto no, facciamo qualche cosa di diverso che racconti appunto la Biennale, che non è quella che si conosce di più, cioè quella delle mostre e dei festival, ma quella che delle attività che si conoscono di meno, ma che a mio avviso, e non per merito mio, sono fra le più importanti. Ma 2 parole su questa storia del grande investimento e del grande finanziamento ricevuto dalla Biennale su Venezia, a questo punto tocca dirle. Con tutti i soldi che vi sono arrivati. Sì, c'è qualcuno che ci rimprovera e dice che non li abbiamo distribuiti equamente con altre istituzioni culturali e con la città, può darsi che sia vero, però quello che mi preme dire è una cosa diversa. Qui non si tratta di soldi, certo servono, però i soldi sono importanti perché devono servire a qualcosa. E si sa, spesso la Biennale viene vista come appunto un'anziana signora un po' egoista e un po' chiusa in se stessa che fa tutto per il proprio tornaconto. Io credo che siano poche le occasioni, non dico la capacità, ma le occasioni date ad un territorio, ad una città dell'importanza di Venezia, di poter trarre dei vantaggi, vogliamo chiamarli così, comunque dei benefici, da dei soldi che sono stati ottenuti su un progetto culturale. Perché i soldi, che sono quasi 170 milioni di euro e che in questo momento sono, come dire, sicuri, perché tutte le tappe, grazie al team della Biennale, poi li chiamerò uno per uno, non che li chiamo, insomma li citerò, hanno rispettato tutti i tempi previsti, anche grazie alla collaborazione con altre istituzioni. Vedo qui il sovrintendente Magani che, voglio dire, è coinvolto quanto noi in queste operazioni. Sono state, come dire, ottenute perché esisteva un progetto molto semplice, che era quello di trasferire l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee da dove sta oggi, il Vega, all'Arsenale, perché un edificio parallelo alle corderie, quindi luogo dove si svolge parte delle mostre di arte e architettura e anche festival di teatro, musica e danza, si era reso disponibile, il Magazzino del Ferro, e
nel capitolo di spesa del Ministero allora dei Beni Culturali per grandi progetti aveva ricevuto un finanziamento di 20 milioni di euro perché lo si mettesse in sicurezza e potesse diventare la sede. Quando sono arrivato, e ovviamente la battuta sul Covid non era come dire per far solo lo spiritoso, ma perché uno dei miei grandi terrori è che si dirà sì, poi nella Biennale c'è stato anche Cicutto che è capitato nel momento del Covid. Quindi voglio dire, è la caratteristica principale. Qualcosa. Che cosa è successo? Che lì allora, grazie veramente, tutte le cose che hai citato, Presidente, si sono fatte perché c'era un team, dico una banalità, io non ho portato una sola persona cosiddetta di mia fiducia in Biennale, perché ho trovato che tutto quello che serviva c'era ed al massimo livello. Quindi quando abbiamo capito che non si poteva fare architettura, abbiamo capito che eravamo di fronte a qualcosa di molto sconosciuto e di molto rischioso, forse anche grazie ad una battuta del sindaco Brugnaro, diamo a Cesare quel che è di Cesare, che disse: se ti meassi i giardini vodi, con gli alberi che casca e l'erba che cresce, mica metto le bancaree. E di fronte a questo... E abbiamo detto, eravamo Deborah, il direttore generale Andrea del Mercato e io, nella control room, eravamo lì al tronchetto, abbiamo detto no, non te lo lasciamo vuoto, ma faremo qualcosa che c'entra con la Biennale. E ci siamo inventati le Muse Inquiete. Per la prima volta 6 direttori artistici che collaborano con i materiali d'archivio per raccontare passi salienti della storia con la S maiuscola che si incontra con la Biennale o viceversa. Lì abbiamo capito che l'archivio storico aveva delle potenzialità e questo dialogo reso più sistemico fra le arti aveva delle possibilità di sviluppo straordinarie e ci siamo detti ma perché non proviamo a capire assieme ai curatori se possiamo farlo diventare un centro di ricerca internazionale. Abbiamo presentato poi un progetto perché naturalmente questo significava fare gli interventi anche maggiori rispetto a quelli previsti nel magazzino del ferro e infrastrutturali eccetera. Il Covid ha fatto sì che siano arrivate attenzioni su che cosa si poteva fare per aiutare le città, le istituzioni culturali eccetera e quei 20 milioni sono diventati altri 16 per l'edificio in sé, ma 170 per tutta la Biennale, il Lido di Venezia, Forte Marghera, il Parco della Bissuola e altre cose, i luoghi dove la Biennale fa le sue attività, ma soprattutto in funzione anche della città. Allora chi mi dice e chi continua a dire ma la Biennale occupa dei luoghi storici, occupa per le sue attività, per le proprie convenienze dei luoghi che potrebbero essere destinati ad altro, per carità, bene. Ma se questo altro è definito in maniera molto generica come la salvaguardia delle capacità artigianali degli artigiani veneziani che non hanno più la possibilità di svolgere la loro arte artigiana, oppure spazi pubblici per la cittadinanza, in un luogo diroccato, coi muri che casca e senza nessuna possibilità di essere fruito e soprattutto, tra l'altro, con attività, chiamiamole produttive, che senza il sostegno pubblico non avrebbero nessuna possibilità di farcela da soli. Ecco, io credo che pensare che questo mettere a disposizione da parte del governo e dell'Europa prima di tutto, noi in un accordo con chi già condivide parte di questi posti, per mettere in sicurezza, per creare sì anche altri spazi accessibili sempre e non solo quelli dove si entra col biglietto della Biennale, come sarà l'archivio storico, il nuovo centro internazionale, come saranno altri luoghi, come sarà un percorso che sarà sempre accessibile entrando dal campo della Tana fino quasi al giardino, fino al Giardino delle Vergini, perché poi anche di là si può entrare, eccetera. Ecco, pensare che questo sia un abuso di potere o un atto d'arroganza, veramente sarei disposto a difendere la nostra posizione anche di fronte all'Inquisizione. Detto tutto questo, tornerei alla core business di questa attività. Deborah, che non avrebbe potuto essere qua come dicevo prima, invece per fortuna è arrivata, vi mostrerà poi alcuni, diciamo l'intervento principale rispetto alla nuova sede
dell'Archivio e del Centro Internazionale, perché di per sé è un'opera straordinaria. Io voglio però ricordare che la Biennale non è solo la follia di quei 4 giorni del vernissage, una delle ragioni per cui non mi dispiace tanto andarmene, non dover dire di no a tanta gente che mi chiede l'invito per quei 4 giorni o per la mostra del cinema, francamente. No, perché francamente poi si vede male, non c'è, però l'esserci è diventato non so, insomma, uno sport nazionale e anche internazionale. Detto però tutto questo, lì dentro succedono delle cose che in questi 4 anni ho capito non succedono in altre istituzioni culturali. L'attività dei college non è un'attività di formazione, perché noi non siamo un'istituzione formativa, noi siamo una istituzione culturale che monitora, mostra, produce eventi che seguono lo sviluppo delle arti contemporanee, ma che in maniera non demagogica vuole aprire delle porte a dei giovani artisti, quindi non a della gente che dice voglio vedere se so fare il regista, voglio vedere se so fare il pittore, no, devono già avere un loro curriculum, gente molto giovane per i tempi che corrono, perché sono dai 30 ai 35 anni, cioè devono essere meno di 30 o 35 anni a seconda della specialità che vogliono seguire, che sulla base molto trasparente di una call pubblica. Ricordo che l'anno scorso per la prima volta abbiamo fatto un college di architettura, hanno risposto in 1000 da tutto il mondo, vengono poi selezionati dal curatore, e ringrazio i curatori perché li abbiamo caricati di un altro lavoro in più molto serio e molto faticoso, ne sceglie chi 12, chi 14, chi 50, come quella di architettura, quella mostra di architettura l'anno scorso. Questi signori che arrivano da posti, alcuni di loro non sono mai usciti da casa propria e arrivano a Venezia dove passano giornate e settimane con il direttore artistico e i tutor, è come dargli l'LSD, cioè arrivano che sbarellano dalla gioia, e metterli in condizione di poter sperimentare le loro capacità in un livello altissimo di rapporto con i tutor e con il curatore, e alcuni di loro, i più fortunati o i più bravi, vedere le loro creazioni mostrate sui palcoscenici di danza, teatro e musica, sugli schermi della mostra del cinema o nelle sale di arte o quelle di architettura, è inserirli in una rete internazionale come credo nessun'altra istituzione culturale riesce a fare. Ma lo fa perché nella sua natura. Io non ho nessun merito, l'unica cosa che ho portato è aprire anche il college di arte e architettura, sembrava impossibile farli. C'è da dire che forse c'erano anche delle questioni economiche. Noi abbiamo avuto un momento, diciamo, io sono arrivato in Biennale dove, grazie al mio predecessore, ho trovato una situazione economica piuttosto forte. Dopodiché sono successi dei miracoli, saremmo stati anche bravi. Devo dire una bestemmia, forse il Covid ha spinto alla gente più curiosità, forse siamo riusciti anche a conquistare nuovi pubblici. La quantità di gente giovane, c'è qui Valentina Borsato che si occupa delle attività educational, che visita la Biennale oggi è molto molto più alta di quella di 4 anni fa. Quindi diciamo tutta una serie di contingenze si sono trasformate in un'opportunità. Detto questo, il lavoro enorme che attraverso l'attività dei college, l'educational e questo tentativo che noi stiamo facendo di conquistare nuovi pubblici è enorme, e anche lì devo ridire, alcuni dei responsabili dei reparti sono qua, non hanno mai detto di no. Cioè quando la Presidente prima diceva sei un imprenditore perché hai avuto la capacità e il coraggio di prendere il rischio di fare la mostra del cinema quando non si sapeva nemmeno se si sarebbe potuta realizzare. Beh, ma non è che sono loro che non hanno detto di no. È la capacità di persone che si sono messe a studiare con le ASL, con le altre autorità, una protezione per cui faceva che chi veniva alla mostra del cinema non poteva entrare se non aveva il tampone. Prendeva il biglietto online, e sappiamo che l'online ha creato qualche problema nelle prenotazioni, ma adesso insomma siamo andati a regime. Gli dicevamo da che porta entravano, dove si sedevano, dove dovevano uscire e che dovevano tenere mascherina dentro e fuori ed erano pure distanziati. Nessuno ha sgarrato.
e sotto le mascherine si vedeva che sorridevano. Quindi chi ha realizzato questo, per cui se uno risultava positivo, in meno di un'ora eravamo in grado di avvertire la ASL, nomi e indirizzi delle 14 persone che gli sedevano intorno, cioè chi l'ha fatto? No, l'hanno fatto loro, l'hanno fatto appoggiandosi a dei professionisti capaci di studiare l'utilizzo delle nuove tecnologie in questo senso. Io continuo a dire, ogni tanto lo dico e non mi ascolta, ma forse non è possibile, che quel sistema lì di dialogo con chi deve venire in un posto dovrebbe essere utilizzato anche per il controllo del turismo più che altri sistemi, perché se uno riuscisse a comunicare e dire ti vieni, ti te prenoti, dove vai particolarmente, cosa vuoi fare? Una passeggiata in piazza San Marco e mangio un panino, mi fermo 3 giorni in un hotel 5 stelle, vado a vedere la Biennale, vado a Lida a fare un bagno. Ecco, se io potessi monitorare i numeri che vanno, perché se no penso sempre che tutti i 50.000 quelli che arrivano, se vanno tutti i 50.000 a piazza San Marco non abbiamo risolto il problema. Sarebbe forse un bel esperimento farlo utilizzando appunto le nuove tecnologie come in piccolo abbiamo fatto noi. Divago, tutta colpa tua, però che cosa è successo dei college? Mi sono preparato delle cifre, adesso poi vi dirò anche quanto ha investito la Biennale in questi college. I college hanno, come dire, creato le condizioni perché gli stessi curatori percepissero la loro presenza in Biennale in maniera diversa da prima. Perché prima fare un festival o una mostra voleva dire essere bravi a intercettare le nuove tendenze, i più bravi, i più significativi, qualche volta si sbaglia, qualche volta si fa bene, però diciamo importantissimo, anche perché quello generava dibattiti, pubblicazioni, eccetera. Però il rapporto con le stesse mostre, noi abbiamo visto che in questi anni cambia, le mostre e i festival cambiano mentre si fanno, la percezione che ci restituiscono di questi eventi, gli addetti ai lavori, i visitatori, gli studenti, i formatori e soprattutto i ragazzi che le frequentano per questo tipo di crescita della loro professionalità, modificano il modo di pensare alle mostre. E io credo che ci sono stati direttori straordinari. Quando sono arrivato, tanto per citarne uno, Antonio Latella, che era responsabile del teatro, aveva fatto un lavoro sul college dei giovani per cui io ho visto i risultati finali che ho detto ma questa è la roba più importante che si fa qua dentro, senza nulla togliere all'importanza del lavoro dei curatori e dei direttori di festa che ci sono. Quindi quella cosa non solo ha fatto sì che ci venisse più voglia di alimentare anche quello che dovrà essere il Centro Internazionale di Ricerca sulle Arti, perché quel dialogo fra le arti non poteva essere una cosa meccanica, doveva essere un respirare in comune, doveva essere un qualche cosa che li portava a concepire e a trasferire a chi sarebbe venuto dopo un nuovo modo anche di concepirle. Ci sono state delle cose importantissime, vedo qui il sovrintendente Ortombina che fa un lavoro straordinario, però il dialogo magari, pur con dei risultati meravigliosi, si riduceva a qualche cosa di molto professionale ma di molto meccanico. Cioè un curatore d'arte magari individuava un artista che realizzava scene e costumi per un'opera lirica, per una rappresentazione, eccetera. Benissimo, magari, anzi, mi dispiace che non l'abbiamo fatto in questo mio quadriennio, però è altro quando invece diventa un dialogo, diciamo, trasversale e loro stessi si confrontano, anche se arrivano in periodi diversi, ma attraverso quello che lasciano. È da lì che abbiamo capito che i contenuti che i curatori portano non possono nascere il giorno in cui si apre la mostra, morire quando si chiude. È da lì che abbiamo capito che il Centro Internazionale non poteva che avere come referenti sì i ricercatori, le cose, ma soprattutto i giovani. È da lì che abbiamo avuto la fortuna di poter interloquire con 6 magnifici rettori o presidenti di istituzioni formative di alta formazione per cominciare a costruire un esperimento che abbiamo definito la costruzione della mappa geopolitica degli artisti venuti in Biennale di tutte e 6 le arti negli ultimi 20 anni, per raccogliere una massa di dati che non era solo da dove vengo, di che sesso sono, che cosa ho fatto, ma che condizioni politiche ci sono in quel posto, economiche, formative, la mia arte era contro il mio paese, era supportata dal mio paese,
perché questa massa di dati che si poteva raccogliere sta generando nuovi percorsi di ricerca finora inediti. Questa è la cosa di cui io sono molto orgoglioso, ma che, dico, ripeto, non posso che condividere con chi c'è stato in questi anni. D'altra parte sono state centinaia di migliaia di euro investiti in questa cosa. Nessuno di noi si è posto il problema dove saranno i ricavi, perché questo non... Siamo stati fortunati, abbiamo avuto delle mostre che sono andate bene, il Ministero grazie a cosa ha mantenuto dei contributi importanti, sì, però di sicuro non c'è un euro che sia stato speso perché non andasse nelle direzioni che la Biennale doveva avere. Dico un'altra cosa, c'è un ulteriore sviluppo perché ogni giorno ne succede qualcosa e ogni giorno facendo una cosa ci accorgiamo che l'avevamo pensata in un modo e si trasforma in un altro. Prometeo, che apre il 26 per 4 giorni, nessuno di noi poteva immaginare che da tutto il mondo, se avessi fatto il bagarino sarei diventato ricco perché c'è stata un'attenzione straordinaria, ma Prometeo non è la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Luigi Nono, non è un evento che diciamo lo facciamo perché fa figo, no, è in questo caso non un punto di arrivo, ma un punto di partenza sulla ricerca della musica contemporanea, portando ad esempio questo evento come uno dei passaggi storici in cui la musica contemporanea ha fatto cambiare molte cose. E io credo, e mi auguro che sarà così, e sono abbastanza convinto che sarà così, che questo esercizio porti la Biennale a fare un ulteriore scatto, cioè non limitarsi, come dicevo prima, limitarsi per modo di dire, a fare quello che fa e a incentivare le attività dei college e di educational e di conquista di nuovi pubblici, ma di capire che cosa ha provocato in quel momento che dei geni si mettessero tutti insieme nella certezza che stavano facendo qualche cosa che avrebbe contato molto. Capire quali possono essere quelle tendenze, quelle persone, sempre parlando con i nostri curatori, quel momento storico in cui una certa cosa può fare la differenza. Ecco, io non penso che tutti gli anni succeda un evento di questo genere, però io credo di dover dar merito ai curatori di danza, musica e teatro e a chi nella produzione, nella comunicazione, nell'editoria li ha supportati in questi 4 anni, 3 perché ne hanno ancora uno loro, hanno molto spinto in questa direzione. Io credo che chi ha pensato che l'evento di Brianino alla Fenice fosse un evento pop si sbaglia, magari anche sì, ma rispetto al tema scelto dalla curatrice, dalla direttrice artistica di musica Lucia Ronchetti, un festival fatto sulla musica riprodotta, sulla musica elettronica, Brianino non poteva non esserci. E Brianino lì ha fatto qualche cosa che non aveva fatto nel resto della sua vita, prima di mettersi in prima persona, in gioco direttamente, e poi diciamo di aver veramente rivisitato, perché questa è la cosa che io incontro tutti i giorni, le cose non sono mai fatte per restare tali, rivisitato qualcosa che aveva fatto e l'ha rifatta completamente nuova. E poi ci abbiamo avuto il privilegio e l'onore di poterlo fare alla Fenice, che certo male non ha fatto. Mica avrei finito. Se no devo dare i numeri. No, voglio farvi vedere 2 brevi clip perché sennò abbiamo parlato d'ali. Vi faccio vedere 2 brevi clip che raccontano un po' l'atmosfera dei college di cinema, danza, musica e teatro e poi 2 parole sul perché ho voluto i 2 college di arte e architettura. Facciamo partire il primo? Grazie. नाम मुक्ति भवन है, लेकिन हम मुक्ति प्राप्त होने तक कमरा नहीं देते। कमरा सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता है बस। बस 15 दिन? उसके बाद
उसके बाद भैया हम क्या जाने, आप जानिए। अगर ऊपर चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर वापस जाइए। Il rumore ci fa dimenticare noi stessi, copre ogni paura. Allora, intanto per quanto riguarda la danza, vedo qui l'amico Gianni De Luigi, se nel 99 con Caroline Carlson non avessero cominciato l'esperienza dell'Accademia della Musica, l'Isola, eccetera, forse il college non sarebbe nato, però poi è andato avanti. Dove sei Gianni? Ti avevo visto, ci sei? Ecco, meno male che me lo sono ricordato, se no chissà cosa mi facevi, giustamente.
No, volevo dare qualche numero perché se ne danno tanti, qualche volta si danno anche a ragione. Allora, Biennale College Danza, nella loro attività ci sono iscritti più di 2500 persone e ne hanno partecipato in 680. Sono stati fatti 140 spettacoli e performance. Tutto quello, compresi i film, sono finanziati dalla Biennale, ma i diritti rimangono a chi li produce e a chi li realizza. Quindi tanto perché si dica le cose, diciamo, come stanno. Hanno avuto come tutor dei grandi maestri, non sto adesso a farvi l'elenco perché veramente nella scena mondiale ci sono stati nomi prestigiosi. College Musica, iscritti all'inizio attività più di 1200, partecipanti 247, 52 spettacoli, performance e presentazioni. College Teatro, iscritti all'inizio attività più di 8000, 2437 partecipanti, 115 produzioni di spettacoli e performance. Cinema. Allora, la Biennale, dopo un processo molto lungo, perché poi naturalmente la parte di gestazione di un film è complicata e la selezione di chi partecipa al college viene fatta l'anno prima dell'anno del festival, ma il film deve essere realizzato, perché poi c'è come dire, la presentazione dei soggetti, la selezione, e quelle immagini che avete visto un po' strane con quell'allestimento è la parte immersive, cioè la parte della realtà virtuale, i film fatti con il digitale, che sono diventati, durante la mostra del cinema, il mercato più importante per quel tipo di prodotto al mondo. Quindi il cinema, che riceve un finanziamento di 200.000 euro per un'opera prima o seconda a film, a parte che sono stati invitati in quasi tutti i festival più importanti, dopo addirittura l'anno scorso il Gotham Award ha fatto una rassegna dei film prodotti dal college in cinema a New York, il Paris, assieme a Netflix tra l'altro, che spero glieli abbia anche comprati a questi ragazzi. Allora, sono iscritti all'attività del Biennale College Cinema 2881 persone, 267 progetti, 177 lungometraggi, 90 immersivi. Sono stati prodotti 37 lungometraggi più 26 prodotti a seguito dello sviluppo, cioè non presentati all'interno della nostra attività di college, ma nati lì e poi realizzati. Progetti immersivi prodotti grazie al contributo biennale sono stati 9, e quindi i soldi che sono stati investiti, perché sono importanti, sono stati investiti 10.291.700 euro per il cinema. Per il cinema immersive 1.851.500, per la danza 2.660.000, per la musica 2.107.000, per il teatro 2.580.000, poi c'è un altro college, che è quello che si fa all'interno dell'ASAC, è un college dedicato a giovani laureati under 30 che scrivono sulle arti della Biennale per diventare critici, scrittori o quello che è, magari poi Deborah ve lo dice ancora meglio. Sono state effettuate 5 edizioni, si sono iscritti in 306, hanno partecipato a 107 e sono stati pubblicati 107 saggi. Ecco, queste sono, come dire, le quantità e l'importanza che questa attività ha. Perché non c'erano stati un college di arte e di architettura? L'avevo detto prima, forse anche per dei problemi finanziari. Però sembrava una sfida troppo difficile e chiedere a un curatore di arte o architettura di occuparsi, oltre allo sforzo di fare le loro mostre, di questo sembrava forse un'impresa quasi impossibile. Cecilia Lemani, che ha avuto la fortuna, diciamo, in termini di tempo, di avere un anno in più per la preparazione della propria mostra, che è poi stata la più visitata di sempre, con oltre 800.000 biglietti venduti, è cascata con me e quindi l'ho convinta a studiare. Quindi
Anche lì, farei vedere 2 brevissimi filmati, sono stati selezionati 4 finalisti che sono stati presentati nella Mostra Internazionale d'Arte l'anno scorso, ovviamente fuori concorso, e per quanto riguarda invece architettura, che ancora un po' perdevamo la curatrice, perché una donna sull'orlo di una crisi di nervi, perché ha avuto a che fare con 50 persone da tutto il mondo, con dei tutor, su una cosa che non si sapeva dove sarebbe andata a finire, perché non si trattava di mettere 50 architetti giovani a costruire qualche cosa, si trattava di capire a cosa deve servire l'architettura oggi, a quante domande anche necessarie, diciamo, per la sopravvivenza e la sostenibilità, altro tema molto importante in Biennale, l'architettura è chiamata a rispondere oggi. E il risultato di questo college è un documentario che rifletteva queste discussioni. Il documentario è stato presentato in estratti dalla curatrice alla chiusura della sua mostra e sarà completato, lo mostreranno nell'arco di quest'anno. Vogliamo vedere quest'ultima cosa? Sono brevi, perché poi stiamo diventando lunghi, vero professore? No. Questi sono i lavori finalisti che sono andati in concorso e in mostra. But I recognize from the curatorship of the exhibition that in some senses the stronger the hand or the idea of the curator, curiously the more freedom the participant has. And this is really a comment on resources. In retrospect, I would never have done this college 1 month after the exhibition ended. Your job, your grade. So I think this was, as a laboratory, to have that chance to protest without implications and to also get the chance to really claim our voice was really important. I've never been more grateful for an experience like this. It has changed my life for the better in so many ways. We haven't been thanking her enough, and I would like her to see that for herself, that this is all her creation. Eccoli qua. L'abbiamo già detto al prossimo curatore di architettura che deve fare il college, non gliel'abbiamo ancora tenuto nascosto. Va bene, ultimissima cosa, sempre quando parliamo di conquista di nuovi pubblici, noi abbiamo sperimentato in questi ultimi 3 anni, perché il primo non si poteva fare, delle attività nell'entroterra, molte si sono legate alle attività educational, ma che cosa abbiamo inteso fare? Per esempio con quella installazione curata da Micheletto a Forte Marghera. Abbiamo inteso in qualche maniera rompere quella diffidenza che per molti li teneva, come dire, lontani dalla Biennale, cercando di usare strumenti che facessero capire che in fondo avvicinarsi alle arti non è una cosa solo per elite, non è una cosa così difficile da fruire. Credo che questo abbia in parte funzionato e su questo anche mi auguro che le attività continueranno, tant'è vero che quest'anno all'interno del Carnevale, assieme a 1000 altre attività educational, ci sarà anche un anticipo delle attività del festival di danza della prossima estate, con una compagnia di straordinari artisti canadesi, ma che guarda però caso danzano in maniera innovativa sul ghiaccio e faranno delle sedute, delle cose aperte per il pubblico in maniera di fargli capire che sì, è pattinare sul ghiaccio, ma è al servizio di un'arte. Grazie. Grazie.
Grazie Presidente Cicutto. Hai fornito prove documentali sufficienti dell'attività, direbbe un giurista. E passo la parola all'Avvocato Deborah Rossi. Non era nel programma perché pensavamo non ce la facesse a tornare da Roma, invece siamo molto contenti. È il direttore degli affari legali e istituzionali della Biennale. Questa è la prima carica che do, perché prima abbiamo ricordato i tempi in cui io facevo il giudice e lei faceva l'avvocato, ma qui è come responsabile organizzazione dell'ASAC. A te la parola, grazie. Grazie mille. Sono veramente felice di essere riuscita a tornare in tempo e ringrazio tutti i due presidenti, la Presidente Magaraggia e il Presidente, per aver voluto parlare insieme del nostro Centro Internazionale di Ricerca. L'idea soprattutto di una nuova sede era già stata delineata dal Presidente Baratta, era stato, come ha ricordato il Presidente, già individuato e assegnato un primo contributo, ma poi lo sviluppo è stato oggetto delle conversazioni, delle riflessioni quotidiane sin dal suo arrivo con il Presidente Cicutto. È stata un'opportunità, lui mi ha voluto coinvolgere direttamente su questo, io di questo lo ringrazio, anche se lui non vuole i ringraziamenti, però sono doverosi perché è una straordinaria opportunità professionale e veramente straordinaria, perché l'idea era costruire delle ulteriori attività attorno al patrimonio archivistico della Biennale. Quando di solito presentiamo il nostro archivio, l'abbiamo presentato anche a New York prima di Natale, proprio per poterlo divulgare e far conoscere a più istituzioni, e quindi dopo le università che abbiamo coinvolto, poter trovare nuovi soggetti istituzionali con cui avviare progetti insieme, di solito io parto sempre da un po' di immagini dell'archivio stesso, dei nostri materiali, perché è straordinario, non è fatto solo un archivio fatto solo di documenti, di carte, di corrispondenze con gli artisti, ma ha poi tutte queste collezioni che lo completano, una straordinaria fototeca, una mediateca, tutte le rassegne stampa, una collezione di manifesti, poi bozzetti di scena, opere che ci sono state lasciate durante le prime biennali dagli artisti. Insomma, è un patrimonio complesso e ricchissimo che veramente lascia sempre stupiti coloro che lo scoprono. E non lo mostro qui intanto perché in questa sala vedo tanti ricercatori e tanti studiosi che lo conoscono benissimo, e per chi non ci è venuto l'invito invece è venire all'ASAC, è venire al Vega, perché una dei tanti ruoli che i miei colleghi, lo staff di colleghi che sono bravissimi e senza di loro non sarebbe possibile aver sviluppato tutte queste attività, è anche quella di creare dei percorsi di visita e di illustrazione del patrimonio. Parto invece con delle immagini. Queste sono le due sedi, una biblioteca che molti di voi conoscono, mentre questo è l'ingresso del Parco Scientifico Tecnologico. Parto invece da queste immagini di ragazzi che frequentano i nostri spazi, perché in questi anni insieme dallo spostamento da Ca' Cornell della Regina all'inizio degli anni 2000 fino ad oggi, non solo sono state messe in opera attività di conservazione, di riordino, di catalogazione, ma nello stesso tempo abbiamo sempre mantenuto aperta la consultazione, e mantenuta aperta ha consentito a numerosissimi ragazzi, ricercatori e studiosi di frequentare la nostra sede. La consultazione è in biblioteca libera, mentre al Vega è su prenotazione, come in tutti gli archivi, perché appunto uno dà un po' un'idea della propria richiesta e dell'oggetto della propria indagine, e su questo noi prepariamo i materiali. Nel tempo però la richiesta è cresciuta, perché sono sempre più numerosi e gli spazi a disposizione
erano sempre più ristretti. Da qui la prima esigenza, quindi di ampliare, di avere più spazi a disposizione per la ricerca, più postazioni a disposizione della ricerca. Perché il Presidente ha ricordato il progetto che abbiamo realizzato in questi ultimi 2 anni con l'università, insieme all'Accademia e al Conservatorio, ma questo ha visto più di 120 ragazzi ruotare attorno all'archivio. Scusatemi, ma ho le slide che sono temporizzate e volevo invece intanto, prima di passare nella nuova... Vediamo se riusciamo a uscire, vabbè, le porterò indietro. Dicevo, un numero incredibile di ragazzi e di studiosi, tutti i ragazzi dell'università, i ragazzi del college di scrittura, che poi non è un college che si esaurisce nel percorso appunto di ricerca con i tutor e di elaborazione di questi papers, ma a volte ha ulteriori sviluppi. La direttrice del settore musica Ronchetti ha scelto come realizzatori del prossimo catalogo proprio i ragazzi che erano usciti dal precedente college di scrittura, del college di scrittura di musica. E così come il direttore del settore danza Wayne McGregor coinvolge i ragazzi del college di scrittura invece nella conduzione, l'anno successivo, nella conduzione degli incontri con i danzatori, con i coreografi, proprio come l'idea della capacità di sviluppare ulteriormente, no, questa esperienza professionale, di cimentarsi in ambito pratico nei settori che loro coltivano di loro interesse. Ma poi non era solo questo, si è moltiplicata e ampliata l'attività che i nostri stessi direttori artistici compiono sui materiali dell'archivio, dall'elaborazione e l'ideazione di piccole mostre che noi abbiamo fatto negli anni H. Giustiniana, ma le Muse Inquiete che, come ricordava il Presidente, per la prima volta ha visto coinvolti tutti i 6 direttori artistici. E vorrei anche ricordare che durante il periodo del Covid il personale dell'archivio comunque ha voluto andare in archivio a lavorare e a estrapolare a distanza tutti i materiali che i direttori chiedevano per formulare questo percorso espositivo. E così ogni giorno ci immaginiamo un progetto speciale, una serie di incontri e di workshop. Insomma, l'archivio aveva bisogno di più spazio e questo, diciamo, era l'istanza che ci arrivava dall'esterno, dall'utenza. Ma poi c'era un'ulteriore richiesta e sollecitazione, non meno importante, sotto 2 punti di vista. Erano molti archivi privati, archivi di artisti o di fondazioni, di istituzioni, ci chiedevano: ma voi avete uno staff, avete degli spazi, mantenere un archivio aperto in buono stato di costante conservazione e soprattutto fruibile comporta un impegno, e non nascondiamoci anche un impegno economico che a volte non tutti i soggetti, soprattutto i privati o le istituzioni minori, riescono a sopportare. Quindi la richiesta di ospitare presso le nostre sedi questi archivi, con l'idea che il personale lo poteva, nell'ambito di un percorso di collaborazione, riordinare laddove non era ordinato, ma soprattutto renderlo fruibile, con un'opportunità straordinaria, perché viene ampliata la gamma di materiale a disposizione dei ricercatori che vengono lì e sanno che non trovano solo quella parte che riguarda l'archivio biennale, ma ad esempio l'archivio Ronconi che è arrivato, o l'archivio Nono, o l'archivio che riguarda le mostre di Palazzo Grassi antecedente all'epoca Fiat, che aveva visto anche il coinvolgimento negli anni di Biennale, e così via, molti altri archivi che sono arrivati. È arrivata ed è in corso di catalogazione e progressiva fruizione la biblioteca di Tullio Kesic, che è stato un fondo importantissimo, perché chi arriva nella nostra biblioteca adesso ha veramente anche una parte che riguarda la sezione cinema importante e straordinaria per lo studio, e così via. E anche questa era un'ulteriore esigenza. Allora, ripeto, l'idea di andare all'Arsenale era rimasta nei pensieri, e quindi il Magazzino del Ferro era già stato individuato come sede
però adesso invece ho bisogno forse di aiuto per... Eccolo qua. Ecco, e l'idea appunto era tornare all'Arsenale. Avevamo individuato questa serie di edifici che corre parallela alle corderie, e quindi come la biblioteca è nel cuore del padiglione centrale, nel cuore delle mostre di arte e di architettura, anche questi edifici entrano a stretto contatto con le attività. Sono edifici appunto che erano destinati a vecchi magazzini. In questo nel magazzino del Ferro erano state riportate le corde, erano depositate delle corde, ma non era quello, se non sbaglio, Arianna, che è il capo del nostro ufficio progettazione, non era la destinazione originaria, ma comunque erano state depositate, e comunque erano degli edifici che per la loro struttura si prestavano assolutamente a questa alla nuova destinazione. Perché? Perché e qui voglio ricordarle che negli anni tutta l'azione di restauro e recupero degli edifici in cui abbiamo operato all'Arsenale sono stati un lungo lavoro attuato attraverso un ufficio di progettazione e direzione lavori interno. C'è qui la fondatrice dell'ufficio, che è Pina Maugeri, la vogliamo ricordare, ma il suo successore, l'architetto Laurenzi, e con l'aiuto naturalmente di sempre il supporto, lavorando a fianco delle istituzioni veneziane e della sovrintendenza. E qui c'è l'ex sovrintendente Codello, che io vorrei ringraziare perché anche lei c'è stata al fianco sin dall'inizio. E come abbiamo sempre operato nel recupero degli edifici dell'Arsenale, la struttura è sempre stata mantenuta intatta, ma naturalmente riqualificata dal punto di vista funzionale. Allora, cosa vogliamo fare all'interno di questi spazi? Vi mostro un po' di rendering. Abbiamo bandito e assegnato un concorso di progettazione. Non è definitivo. Non è un definitivo, questi ci stiamo discutendo perché sono stati assegnati, il progetto serviva per assegnare i lavori, se i lavori dovranno partire entro il mese di marzo, siamo appunto in fase di consegna cantiere. Però l'idea è di avere un primo spazio che è uno spazio polivalente e aperto soprattutto alla consultazione. Qui vedete che ci sono soprattutto postazioni per ricercatori e per studenti, una public library, sul modello di una public library, naturalmente con l'assistenza dei colleghi dell'archivio. E mi riferisco in particolare alla prima parte, quella che ha i toni più caldi, diciamo, sul giallo. La seconda parte invece è una parte che verrà destinata a una funzione quella funzione che è fondamentale dell'archivio, ovvero sono i depositi, e quindi una parte per i depositi di materiale di tipo cartaceo, tutta la documentazione, che è la parte, diciamo, lo snodo centrale, dove avrà i compattatori nei modelli naturalmente più evoluti che oggi la nuova tecnologia ci consente, e la seconda parte per ulteriori depositi dei materiali quali la fototeca, la mediateca e gli archivi di terzi. Allora, all'interno naturalmente, adesso non entro nei dettagli progettuali, comunque visto a seconda dei materiali saranno create delle cabine, diciamo, con la temperatura e le condizioni, con gli standard idonei dal punto di vista archivistico e per la conservazione dei materiali, a seconda delle diverse collezioni dell'archivio. Ma poi vedete che questo spazio è così ampio che ci consentirà di accogliere appunto anche questi archivi di terzi, che non vengono smembrati ma vengono mantenuti nella loro integrità, perché l'idea è proprio conservare anche il dato proprio di come questi archivi si sono formati e della loro unicità, ma a contatto con l'archivio della Biennale e appunto nel contesto delle attività e delle funzioni potranno essere fruibili e a disposizione. Ma nello stesso tempo, come voi sapete, la vicinanza consente anche di realizzare progetti comuni e quindi innesta anche un percorso virtuoso di collaborazioni con questi archivi terzi e con queste istituzioni. La collaborazione con l'Archivio Nono, che arriverà nel 2026, quindi quando inaugureremo questa nuova sede, si trasferirà anch'esso all'Arsenale, però è già iniziata, è un'azione che
parte dalla ricognizione dei materiali, da azioni di ulteriori di catalogazione, di ricognizione, ma anche a iniziative come è stato il Prometeo, come sono stati gli incontri che svilupperemo a corredo anche dell'iniziativa del Prometeo. Proprio perché riteniamo che sia anche una funzione di un'istituzione pubblica e dell'archivio di un'istituzione pubblica anche mettere a disposizione le professionalità e le risorse per aiutare, per appunto creare un sistema di relazioni con le altre istituzioni, con gli archivi terzi. Diciamo il trasferimento è il 2026. Non vi nascondo un certo, cioè lo ricordiamo con Arianna, con il direttore, quando ci siamo guardati già anche ancora un anno fa, dopo aver faticosamente concluso tutti gli atti che erano necessari con le istituzioni per poter accedere, entrare nella fase operativa della progettazione delle gare. Ci guardavamo sempre con un certo scoramento e anche inquietudine vista l'entità soprattutto del finanziamento che era arrivato e degli interventi che dovevamo realizzare, perché sì, era vero che era la prosecuzione di un'esperienza fatta ma amplificata in termini di numeri e di spazi, però non ci siamo mai dati per vinti, anzi abbiamo sempre detto che andavamo per obiettivi e l'obiettivo doveva essere quello, e adesso questo che traguardiamo è quello di arrivare alla conclusione entro il 26, quindi l'appuntamento è all'Arsenale, ma l'appuntamento è anche prima e quando volete, sia nella biblioteca che negli spazi di Marghera, con molto piacere. Un'ultima informazione: ci sono poi altri interventi che riguardano la città che sono aperti, perché ci sarà, oltre che per l'utilizzo dei nostri festival di danza, musica e teatro, speriamo anche in collaborazione con altre istituzioni importanti veneziane, e guardo con tremolio il sovrintendente Ortombina, ma saranno fatti altri 2 teatri all'Arsenale, uno di circa 500 posti nei locali della ex Mensa, naturalmente attrezzato con tutte le più moderne tecnologie, e uno invece più boutique che è alla Marceglia, sì. Che è stato chiuso ed è stato adibito a altre funzionalità per moltissimi anni, che noi ci auguriamo siano poi non solo aperti per esigenze di altri teatri, come prove, come eventi particolari eccetera, ma che possono essere aperti tutto l'anno in modalità polifunzionale. E io dicevo sempre, ma non lo posso più dire, se non c'è nessuno che si prenderà il carico della gestione, noi saremmo in grado di farlo, ma ai posteri questa incombenza. Ringrazio anche all'avvocato Deborah Rossi per l'illustrazione. A questo punto però l'appuntamento nel 2026 di nuovo qui per verificare se tutto verrà fatto. Grazie Presidente Cicutto, grazie Avvocato Rossi e grazie a voi per la presenza.